Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo secondo appuntamento live su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Allora apriamo subito, è legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che con la sentenza numero 7045/2021 pubblicata oggi ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della regione Friuli Venezia Giulia non ancora vaccinati, confermando l'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall'articolo 4 del decreto legge 44/2021. L'obbligo vaccinale imposto a tutela non solo del personale sanitario impegnato nella lotta contro la diffusione del virus, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socio-assistenziali, sottolinea il Consiglio di Stato. E l'obbligo vaccinale non fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà, articolo 2 della Costituzione, che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati. In 5 giorni 30 concerti con le stelle mondiali del jazz, il cartellone della 24esima edizione del Festival Jazz and Wine of Peace organizzato dal Circolo Controtempo, in programma da domani a lunedì 25 ottobre, che rinnova il binomio jazz e vino nello scenario del Collio italiano e sloveno con base a Cormons, Gorizia e molti eventi nelle cantine vinicole e nelle dimore storiche del territorio. Al fine di permettere la realizzazione della manifestazione Luna Park di Santa Caterina 2021, da venerdì 22 ottobre a venerdì 28 novembre, presso il parcheggio sud dello Stadio Friuli di Udine e precisamente in via Candolini e via Bottecchia, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo 024 e il divieto di transito. Andiamo a chiudere con Gemona. La stazione ferroviaria di Gemona del Friuli, incrocio di alcune delle principali ciclovie della rete ciclabile regionale, sarà un hub per i turisti a 2 ruote, rafforzato dalla presenza di un moderno e attrezzato ufficio turistico in linea con gli infopoint di Promo Turismo FVG. Lo ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, durante un sopralluogo ai locali dell'ex biglietteria della stazione ferroviaria gemonese, dove l'amministrazione comunale, di concerto con Rete Ferroviaria Italiana e la regione stessa, intende realizzare un nuovo punto di accoglienza turistica. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Appuntamento più tardi con le altre news e ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguio di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.